Eccoci qua. Ciao a tutti raga, vediamo se arriva qualcuno. Vediamo, sono proprio curioso. Pa. Oh, già 7 pazzi. Allora, ok. Salutiamo Reed, Ale Cadabra, Marken e Giaco. E Christopher. Fly lo riporterò quando sto meglio, ragazzi. Vado un po' a momenti adesso. Ciao Jacopo. Sì, Jacopo. Ciao Amedeo. La mia carriera la stavo portando su FIFA, il problema è che non stando bene è più dura. Vado a momenti adesso. Ciao Darkstar. Veniamo da una sconfitta non dolorosa con la Juve in 1-0 che ci sta. Siamo terzi in campionato, raga, quindi sono molto soddisfatto. Allora, vediamo la classifica. Ci vede al terzo posto a 2 punti dalla Juve. Si fa pesante il distacco accumulato dalla Roma. Mamma mia, la Roma in bifi. La Roma in Serie B. Ciao Paio. Ciao Lem o Lam. Ok. Ok. Ciao Alessandro Bini. Ciao Daniel. Insomma, dai, diciamo che vado un po' a momenti adesso. Più che la schiena è un po' migliorata. Sicuramente la gamba ancora ogni tanto va e viene, però dai. Non parliamo dell'Italia, grazie, per favore, almeno questo. Ciao Ded. Sì, vara il Milan, vara, che stufo che sono. Sto guardando l'Inter, da una parte c'è il Football Manager, da una parte l'Inter, però a vedere sto Milan, cioè, proprio non c'è niente da fare. O per carità gli episodi ci vanno sempre contro, però. Ciao Robin, insomma così così. Ciao Riccardo Verdi. Grazie Lam. Adesso c'è cazzo, c'è Bologna, dopo il Marsiglia da vincere e poi il derby, sono cazzi. Mm, ok. Donadoni è un dinosauro del calcio. Non ti rispondo. No comment. Ciao. Grazie, Dede. Dade. Ciao MK993, ciao Laceback. Ancora non è arrivato Paul e Michelotto, attenzione. Mancano ancora anche Api, mancano anche la vecchia guardia, però. Dai, speriamo Napoli-Juve, speriamo in un pareggio. Ah, eccolo qua. Ciao Paul, eccolo qua, ti ho chiamato ed è arrivato. È arrivato il figliol prodigo, è arrivato Paul. Ciao Lescio Narduzza. Cosa è successo, Paul? Racconta il tuo cume che è successo. Ah, che giornate di merda, che ora delle giornate, ragazzi, non belle, però. Milan-Bologna in casa da vincere, assolutamente. Ciao Danilo, buono core. Ragazzi, ho preso Star Wars Battlefront, è veramente un giocone, ve lo consiglio, eh. Sto giocando eroi versus malvagi, volevo fare su quello la diretta, però vorrei stare un attimo tranquillo. È l'unico gioco che riesco a giocare, anche se faccio un po' fatica, però non posso neanche proprio non fare un cazzo dalla mattina alla sera, insomma. Ok. Vediamo, la squadra c'è. Guarda Biglia, che vergogna. La vergogna di un porco. Ok. Ok. No, non l'ho preso, sono stufato ormai di WWE. Ormai non è più il wrestling di una volta.
E ti sei perso un buon Milan, almeno nel gioco. Scusate un attimo. Allora. Ok. Ciao Matteo Sacchi. Io mi sto guardando anche l'Inter, vediamo cosa combina l'internazionale. Ci provo Christopher, almeno nel gioco, perché in realtà siamo una cosa pietosa. E Montella ride anche quella merda umana. Poi ne voglio anche parlare dei giocatori, dai. Andiamo e facciamo cantare sti cazzo di tifosi. Vai Fekir. Vai Conti. Conti va svaria anche a sinistra il nostro Conti. Fekir, bravo, Ballotti, fuori gioco. Fuori gioco del Gallo purtroppo. Lo porterò quando sto meglio. Purtroppo gol annullato, Conti la butta via, Silva. Andreone Belotti, vai Andreone, vai Andreone, vai Andreone, vai Andreone, non deve crossarla però Belotti, dai cacchio, un tiro cross. Poteva andare decisamente meglio. Vai Rodriguez, l'incornata, non per Romagnoli, se no cresce tutto. Belotti, madonna sulla linea, Taider, ma dai Taider. Stiamo giocando anche bene, manca solo il gol, che è un po' importante nel calcio. Mamma mia Biglia ragazzi. Allora, è meglio non pensare al calcio al Milan perché sennò veramente vomito. Andiamo gli offensive ragazzi, bisogna assolutamente vincere in casa col Bologna. Ciao Umberto Guccioni, ciao Daniel. Lo so Daniel, lo so. Dai ragazzi, però, dai. Primo tempo che sta scorrendo via dopo un bel inizio, ci siamo un po' spenti, eh? Ma gioca il Milan, sì, ha giocato ieri perché io non me ne sono accorto. Vai Fekir, vai Silva. Andre Silva. Taider. Keita. Conti. Fekir. Locatelli. Vai Conti, vai Conti, vai Conti, vai Conti. Ah, vai Andrea, vai ancora un bel cross per qualcuno. Fekir. Palo, ma fuori, ma vaffanculo. Rigore. Cazzo, calcio di rigore. Dai, dobbiamo segnarlo però. Ti prego Rodriguez. Dai, pensiamo al Milan del gioco, Fioi. No, questo è il Milan. Pensiamo a questo, Fioi. Rodriguez. Rodriguez, ma porco due, ma va a fartelo mettere nel culetto. Mamma mia, anche il rigore ci siamo mangiati, di tutto sta succedendo. Pensate a me, ragazzi, è l'unica chance. Silva, Conti, che sì, Francuzzo, they don't care. Conti, dove un bel crossetto e vaffanculo a Belotti, finalmente. Oh, mamma mia. 1-0 Milan dopo 44 minuti. Ok. Allora, indicazioni squadra. Parla la squadra. Poi c'è sempre margine per migliorare. Dai Fioi. Torniamo a controllo. C'è Conti che è un po' stanco, eh? Ragazzi, sì. Ma dite, se mi supportate con la vostra carica positiva, arriviamo in Champions quest'anno. Cioè, vincere qualcosa la vedo molto dura, però noi ci proviamo, ragazzi, noi ci proviamo. Che sì, Francuzzo per Conti. Fekir. Fekir, Locatelli, Loca sta giocando molto bene. Anche ieri ha giocato bene, anche con Napoli ha giocato bene, è uno dei migliori secondo me ieri. Conti, 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 bah, peccato. Cosa succede? Rigore.
Non ci credo ancora, calcio di rigore. Ancora Rodriguez deve riscattare l'errore di prima. Ci stanno un po' regalando rigori oggi e non se n'è neanche accorto. Rodriguez, Milan 2, Bologna 0. Al 52esimo, Riccardo, lo svizzero, cioccolatino, Rodriguez. Ciao Lorenzo, e magari vince l'Europa League. Vai Fekir. Che sì. Che sì, mamma mia. Pausa, facciamo dei cambi. Allora, togliamo uno stanchissimo Conti per un buon Calabria. E uno spin. Ora mettiamo Kalinic perché lo dobbiamo vendere, quindi dobbiamo farlo giocare. Solo per quello, ragazzi. Io sto ancora pregando che si rompa i legamenti nella realtà. Quanto lo odio, madonna, mai visto un giocatore più scarso di Nicola Kalinic. Mamma mia, è una cosa da vomito. E l'abbiamo pagato anche soldi. Fanculo Montella. Ultimo cambio. Togliamo Locatelli e mettiamo Biglia. Altro coglione. Però più di Carini ci pare. È una vergogna, sì, è una vergogna. Perché lo sperano, infatti io spero che il Benevento deve fare i primi punti contro il Milan, cazzo. Ora ci spero proprio. Sto mettendo Kalinic, ragazzi, solo per venderlo, che almeno fa qualche partita, se no veramente nessuno lo vuole, perché lo svenderò anche, chiaramente, ma ogni tanto deve giocare. Occhio, ragazzi, Taider, eccolo qua, brutto gol subito da Palacio, oh, madonna, sti ex interisti di merda. Con tutto rispetto. No, con obbligo, purtroppo. Dai, facciamo la 2-1, chiudiamola. Bravo che sì, almeno nel gioco. They don't care, non perderla. Fekir, ma porco due. Aia, donna, roba tua. Dai che è finita. Sono 3 punti fondamentali. Fischia, arbitro, fischia, porca zoccola. Yes, buon 2-1. Perché Montella è una merda umana, ragazzi, per quello. Per quello. Mi ha deluso tanto, veramente. Li volevo bene, cioè, l'altro anno l'ho stimato per quello che ha fatto quella squadraccia di merda, ma quest'anno non puoi fare queste cose. Ok. Ok. Ha scelto correttamente, chiaramente, l'arbitro. Perfetto. Vediamo quanto prende Nicola. La merda di Kalinic, lo schifo più totale, anche brutto poi. 6 milioni all'anno. No, vale, spero che... No, vabbè, Madonna. 20 milioni vale sto coglione. Ci viene da piangere. Tanto è cominciata il secondo tempo di Inter-Atalanta. Inter 0, Atalanta 0. Adesso c'è l'OM. Vediamo con l'OM, partita da vincere per chiudere i conti nelle qualificazioni. Andrea Silva piace anche a me, però finché non lo valorizzi, è chiaro che lo stiamo anche svalutando, ma molto intelligente il Milan, veramente, siamo un po' svegli, siamo. Attenzione Icardi, mamma mia, quasi gol dell'Inter. Ah, quasi gol dell'Inter.
Bisogna assolutamente batterlo per chiudere la qualificazione, soprattutto a livelli primi, che è importante per non beccare squadre più forti al primo turno eliminatorio. Locatelli, bravo, Loca Ceffi. Però, conferenza stampa. Ok. No comment, ok. Siamo già al 1° novembre. Oh, la Eli, ciao Eli. Finalmente la becchiamo in live. Può essere Jacopo, può essere. Forse nessuno lo vorrà neanche dopo, Karinic, purtroppo. Però io spero di vendere a qualche soldo, almeno per guadagnare qualcosa, perché è veramente deprimente. Lo so, purtroppo Phil Kume è vecchiotto ormai. Ok, aggiornamento mensile. Siamo ancora in... Va ancora abbastanza bene, dai. Ammonito Palomino. Ciao Enrico Gazza, insomma, dai, vai e vieni, diciamo, il dolore adesso. Meno o meno sulla schiena, la gamba, così così. Ok, colo M. Qualche piccolo cambio, sì, però, perché poi c'è il Durbi. E il Durbi bisogna far bene per forza, Siamo a Montolivo. Mettiamo qua. De Donker lo teniamo. Calabria per Conti. Al posto di Bonni, Musacchio. E Ciaranoglu per Fekir. Ok, salviamo come sempre. Beh, sì, tra Kalinic e Bacca, cioè Bacca in confronto è Cristiano Ronaldo, Messi, Griezmann, Aubameyang messi insieme. Togliamo sta Atalanta qua, questa Inter, partita che si deciderà da un episodio secondo me. Anche l'Inter comunque, per quanto la rosa tra l'Inter e il Milan siano simili, perché non si può dire che l'Inter è tanto superiore, però più punti. L'Inter ha un allenatore qui contro coglioni, c'è poco da fare. Va bene Eli, ciao. Sì, sì, ok, va bene, un saluto, un abbraccio, grazie. Ciao. Vai. Ah, cazzo, ho sbagliato, non sono 12... devo guardare la panchina, che pirlotto, va bene, dai, pazienza. Vai. Manda il vice. E andiamo ragazzi, si gioca a San Sirus, partita assolutamente da vincere. Speriamo Enrico, speriamo. Oggi sento poco Paul, oggi Paul cosa, non me lo vuole dire cosa Paul. Tanto c'è il gol dell'Inter, eccolo qua, Icardi, Dio Cristo. Segnano sempre questi, vai, dai. Pensiamo al Milan che è meglio. Ciao Lorenzo. Taven di schiena, fai bellissimo Taven. Clinton. Payet. Payet. Dai, fioi, dai. Luis Gustavo. Clinton. Payet, super gol dell'OM. Porca miseria, che gol. Ai ai ai, brutto brutto gol. Incoraggiamoli. Non siamo partiti bene, si è visto subito che siamo partiti male. Lo so, però Cutrone lo c'è ancora, non è come nel gioco, ancora da crescere ancora tanto tanto. Sì, bel gol.
Lorenzo, non sono proprio guarito, però dai, ogni tanto provo a fare una diretta per non stare proprio, non fare un cazzo. Ah, ok, Paul, va bene, va bene. Oh, se hai bisogno c'è sempre il privato, però immagino che ci sono cose, sono cose gravi comunque, vecchio mio. Ai, ai, ai. Un abbraccio comunque, Paul. Sempre un abbraccio a Paul. Beh, partire è merda comunque. Ma a me adesso mi incazzo. Oh, non c'è Conti. Pazzesco, eh. Cioè, veramente incredibile. Tattiche. Mettiamo il talismano, Conti. Mettiamo subito Conti e Belotti. Proviamo un attacco a tre pazzo. Tanto, meglio provare, non so, questa sensazione, ormai faccio una cappella, però voglio provare. Vediamo se la scelta tattica funziona, vediamo se il Cume riesce a indovinarla. Vai, vai Rodriguez, Biglia, Dolberg, niente da fare. Dai ragazzi, Madonna, Montolivo, peccato. Cazzo, questa sconfitta non dobbiamo perdere però, eh. Vai Dolberg! Kasper Dolberg! 1-1. Stiamo sul controllo perché abbiamo 3 punti, tra un po' facciamo l'ultimo cambio. Grazie, Jacopo, se cerco di tirare su me stesso. Oddio. E anche voi. Vai Romagnoli, bravo Roma. Dai Roma, dai, però non ti intestardire, attenzione a Donnarumma. Musacchio. Rodriguez. Montolivo. Belotti la recupera bene, bravo Belo. Montolivo. Rodriguez, Montolivo. Vai Belo, vai Belo, vai Belo. Dolberg, traversa scandalosamente scandalosa. Peccato. Dai, incoraggiamoli, dai, incoraggiamoli. Rodriguez. Musacchio. Tanto tattiche. Ultimo cambio, Bonaventura per Belotti. No, ho sbagliato. Ecco, forse così. Eccola qua. Vedi che l'abbiamo azzeccata. Allora. Aspetta un attimo. Allora, facciamo così. Bonaventura per Silva. Però... Aspetta, dopo devo cambiarla di nuovo. Ho fatto due errori, ho fatto. Che bravo che sono. Ah, che cagata. Però ho capito almeno come non le istituzioni da là. Dai, bravo, entra Conti, è spaventoso Conti. Dolberg, 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 boom! Casperino. Se si sveglia Casper sono cazzi di tutti. Allora, tattiche. Mettiamo Bonaventura qua. Ok. Stiamo attenti ragazzi, comunque Conti è un talismano. Sì, il gol di Cardi, d'altronde sta Intero. Gioca male ma vince sempre. Pazzesco. Anche così si vincono i campionati, anche se sono delle idee che andrà in Champions, ma lo scudetto, cioè, ho capito tutto, però sarebbe veramente clamoroso. Conti. Montoliva. Conti. Dolber, mamma mia, Casper Conti. Mamma mia Dolber, come l'abbiamo ribaltata.
Come l'abbiamo ribaltata, raga. Comunque Marsiglia è crollato fisicamente proprio, eh. Ciao Stefano. Ciao Giulio. Dai ragazzi, devo sentire i vostri commenti per questa triplettona del fantasmino. Taven. Bravo Jack. Vai Belotti. Dolberg. 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 Boom! Mamma mia. Lorenzo, ti prego, non mi telefonare che sennò mi dà problemi. Scusami, grazie. E finisce con un bel 3-1, bello, bello, bello. Pensare che eravamo in svantaggio, veramente reazione sublime del Milan. Dai, che abbiamo, penso, chiuso almeno per la qualificazione per il primo posto, penso ancora di no, però adesso vediamo, dai. Ben fatto, raga. Andiamo a vedere la classifica, se c'è l'Inter, cazzo. Ciao Romano. Sì, Enrico, bravo Enrico. Allora, no, Andrea Conti, 7 settimane. Dio Cristo, Conti, questa non ci voleva proprio il più forte. Allora, abbandono che sono incazzato nero. Non ci voglio credere. Porca puttana. Questo è veramente pesante. Sì, perdere Conti è veramente duro. No comment, ciao. Cosa me ne frega di Garcia, un po' di coglione. Contro Biala avevo detto che era un bel giocatore, ma non come piaceva tanto. L'Inter non ha trovato l'ambiente, non lo so, però contro Biala non è male, attenzione. Conti rotto però, ragazzi. No, li fa già solo i ragionamenti gol intanto di Icardi, madonna. Impressionante l'Inter, impressionante. L'Inter senza Icardi, sarebbe vederla. Chiede Bonucci. Vabbè, saranno tanto ti vendo, quindi non ho per i coglioni, cioè. Sì, sì, credici. Adesso c'è l'Inter, la vedo dura. Vediamo Enrico, vediamo. Buonaventura potrei anche mettere, adesso vediamo perché vediamo anche come com'è la forma. Fekir comunque non sta facendo male. Però potrei provarlo, Buonaventura. Cioè, l'ho già visto che fa bene là, anche se non è il suo ruolo. Shevchenko, grande scema. Ciao, amore. Ok. Spalletti non mi sembra in gamba. No commento. No comment. Ok. Ai ai ai. Sì, giro 2-0 l'Inter, o vince sempre. Cioè, poi alla fine chi vince ha sempre ragione. Anche se da dire che senza i cardi sta Inter comunque niente. Sì, Jacopo, speriamo. Bisogna vincerlo proprio per Conti il derby.
No, Gazza, non dimmi queste cose, non possiamo perdere così il derby. L'Inter è quinta, ha recuperato bene l'Inter, eh? Allora, dopo c'è la pausa per le nazionali, madonna, da piangere solo a pensare alle nazionali. Proprio conti per il derby doveva rompersi, vaffanculo. Allora, Locatelli che mi sta proprio piacendo. Io Locatelli lo tengo perché sta giocando veramente bene per il momento, anche They Don't Care. Che sì. Biglia così così. Purtroppo Conti è andato. Ok. Dolby bisogna tenerlo dopo la super prestazione. Fekir per Ciaranoglu. E Bonni per... Quello che sto giocando peggio, cazzo, Bonucci, Dio Cristo. Ok. No, però mettiamo Musacchio. Musacchio uno che segna. Ok, salviamo. Vai. Come non si riescono a leggere nemmeno i nomi, forse perché devi mettere in full screen, eh? Devi mettere in full screen probabilmente, così leggi. Beh ragazzi, derby della Madonnina, speriamo di portare a casa un bel risultato. Bravo, poi vedi che anche Paul lo sa. Il derby. Vai! Si parte con il derby della Madonnina da vincere assolutamente. Gioca in casa l'Inter. Perisic. Ciao, io ho un PC, quanto è costato? 1.700 mi sembra, 1.800. Una 1080, una i7, non mi ricordo, 3.6 GHz, 16 GB di RAM, robe così. Meglio Tori. Dai ragazzuoli, dai. Incoraggiamoli. È dura giocare senza Conti, però. È lui il nostro talismano, purtroppo. Primo tempo che scorre. Ha ammonito il Gaglia. Vabbè, che bel primo tempo, ragazzi. Vai, Donnarumma. Belotti, grandissimo, però poi la perdiamo. Perché era bello lo stop di Belotti. Candreva, sì, se Candreva entra il cross è proprio football manager. Candreva, Donnarumma cagata, cagata del Donna. Mi hanno regalato un calcio d'angolo, regalare gli angoli all'Inter non è proprio una cosa intelligente. Grande Lorenzo che è al poster. Speriamo, Gazza, speriamo. Primo tempo veramente noioso. Ha giocato meglio l'Inter in questa prima frazione. Siamo stati migliori, anche se non è vero, dai. Facciamolo credere. Dai, Loca, dai. No, non li conosco, Lorenzo. Lautaro Martinez, la andrò a controllare il suo giocatore, grazie.
Dai, fioi, dai. Primo cambio. Togliamo Dolber che oggi non mi è piaciuto. Al suo posto Silva e un altro cambio, Biglia per De Donker. Vai. Forza Milan. Ciao Ilenia. Ciao Morgan. Niente, non riusciamo a trovare la smarrita via del gol. Buonavventura per Fekir. Dai, dai, dai. No, dai, non adesso, però no, Candreva, no. Icardi, vaffanculo, Candreva, quel porco di vaffanculo, va. Ma dai, Candreva, guarda, incredibile, incredibile, incredibile. Comandini. Ciao, il Balzano, o Balzano. Bene, prendiamo il derby al 90esimo, ventò l'Inter a culo anche in realtà, nel gioco, cioè, incredibile, madonna. Sono incredibili, fieri. Vai Calabria, senza Conti comunque non si vince una partita, cioè spaventoso. Calabria, Biglia. Jack, dai Belotti, dai Belotti, dai Belotti, dai Belotti. E vaffanculo. Vaffancuore, oh sta Inter, mamma mia. Oh. Sì, via, ormai sono sbilanciati, Cardi, Cardi, Cardi. Candreva che fa il fenomeno solo contro di me. Gol dell'Inter, gol. Mamma mia, bravo donna. È sconfitta pesante questa, è sconfitta pesante, immeritata e pesante. Per quanto l'Inter ha tirato di più in porta, però non ci sono viste tante azioni. Cioè, sto guardando anche l'Inter-Atalanta, si è mangiato un gol per Petagna, spaventosa l'Inter, proprio è la dell'Inter secondo me, perché è veramente incredibile. Sotto tutti i fronti, cioè, è pazzesco. E questo è rigore che ne lo daranno sicuramente. Ok. Ah, vabbè, tu. Ma non niente da dire, vaffanculo. Eh sì, Jonathan. Siamo secondi, però la Juve se ne sta andando, non sapevamo l'importante. Nella zona Champions abbiamo solo un punto. Eh. Ma l'abbandono sono incazzato nero, vaffanculo, a perdere il derby mi dà sempre fastidio. Sì, Romano. No comment, non è che parlare, dopo la sconfitta silenzio stampa. Adesso vediamo sta pausa delle nazionali, cosa succede. No comment, non voglio parlare, porca troia, oh. Adesso vediamo. Al rientro c'è Milan-Atalanta in casa, partita da vincere perché dobbiamo assolutamente accumulare un po' di punti per andare, come si dice, prendere un po' la zona Champion. Basta. Ciao Ghepo. Bravo Romano. Mosacchio si fa male, vaffancuore.
Eh no, Federico, bisogna vincere assolutamente con l'Atalanta, no? Non ci sono scuse. Quanto le odio anche sul football, le pause nazionali, inutili proprio, inutili. Dudonker sta giocando pro, bene, molto bene. No. Ma quanto scarso è Petagna, mamma mia. Scusate, sto intanto mando qualche messaggio a Mirabelli e Fassone che mi devono comprare qualche altro giocatore. Non dico a gennaio, ma almeno prossimo anno. Il progetto di portare il Milan veramente a vincere tutto, speriamo. Almeno nel gioco, perché in realtà, ragazzi, è proprio impossibile. Jacopo, mi servirebbe tanta roba per vincere qualcosa. C'era Noglu 4 mesi, piede rotto. Non ci... vabbè. Ciaranoglu saluta la stagione. Visto Jacopo appena detto e subito il morto. Il morto. Ok. Sì, infatti è un po' strano, si vede che, boh, si vede che è proprio l'hanno spezzato. Piede spezzato. Catelli. Madonna, vuole andare via Locatelli. Eh... No, manco male, bravo, bravo Loca. Bravo Massimo. Hai ragione. Hai ragione. Ok. Milan-Atalanta, partita fondamentale per continuare il cammino che ci deve portare nell'Europa che conta della UEFA Champions League, per non andare in rosso e non crollare. Ok, ok. Il derby lombardo. Crotone e Juve, speriamo una sconfitta della Juve che se dura a Crotone e speriamo anche una sconfitta della Roma, così se va in B la saccheggiamo. Vince la Juve, crolla la Roma, il crollo della Roma, la Juve però vince, la Juve ormai è pronta a vincere l'ennesimo scudetto, che bello. Che do coglioni. E dopo vediamo se l'Italia si è qualificata. Adesso vediamo a vedere. Vediamo un po'. Allora, Italia.
Italia. Sì, 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 si è qualificata almeno qua. Ah, ma... Il Cagliari Europa League almeno nel gioco. Vai ragazzi, portiamoci a casa i 3 punti. Poi c'è lo Zoria e l'Udinese. In campionato voglio 6 punti, eh. Ok. Allora, vedo che era molto molto stanco. Vai. Conti ancora rotto, chiaramente. Vediamo Musacchi e mettiamo Romagnoli. Al posto di Rodriguez a giocare un po' Antonelli perché sennò proprio manca di ritmo partita. Ok. Jack al posto di Fekir. E Ciaranoglu. Ok. Vai. Ciao Giove007. Dai, diciamo che ho avuto momenti migliori, ma anche peggiori. Quindi... Oh, Api. Grazie, Api. Eccolo qua, ragazzi. Il nostro sceicco Api. Grazie per la donazione, Api. Sempre un fenomeno. Che poi Api, in realtà, cioè, vi credi che cosa succede? Oh? Queste donazioni che va in super chat, io non ho capito dopo come funziona, perché rimangono là, ma non è che vanno sul PayPal, quindi spero dopo di vederli in qualche modo, cioè non, cioè, non so neanche, cioè, io ho visti, sono là, però probabilmente forse vanno con la donazione, con la partner, credo che la partner l'ultimo mese ho preso 2,50 € di partner, quindi Api è, ciao Alberto, Api è la mia partner, credi? Grande Api. Vai, bisogna vincere qua. Grande Api, grande. L'unica roba che devo capire, se io spero che sia così, perché onestamente non vanno sulla PayPal. No, Api, no, beh, penso di sì, cioè non è che possono andare persi, cioè sicuramente vanno te lo dico al prossimo mese, vanno nella partner, cioè se non è così, a questo punto è meglio andare su PayPal, cioè, come al solito, tu ti dica, cioè, è strano, però non capisco, sinceramente. Michele Fani. Beh, Fofana si sa che è un bel giocatore. Ragazzi, sveglia. Grande Paul, vai Dolber. Dolberghino, Jack, Jack, Jack. Silva, Beriscia para. I soldi di Paul, hai ragione Paul, hai ragione Paul. Silva è morto, attenzione, ai ai ai, oh ma che bello ragazzi. Gol del Milan intanto, Dolberg. Segna, Dolberg ragazzi, io ve l'ho detto che Dolberg è una bestia. Ok. Oh, ma l'ho tolto Silva. Ce l'ho tolto? Non l'ho tolto. Ma, ma scusa un attimo, dov'è Belotti? Ma non l'ho portato Belotti. Ma
Beh, proviamo Cutrone, ma non ho mica capito perché non c'è Belotti. Boh, Vaneggia. Michelotto, mi dispiace, Miche, però il Miche scrive sempre, grande Miche. Sì, si rompono tutti, vabbè, non capisco Belotti dove cazzo è, ma... Boh. I vaneggi del culo. Vai Loca, Dolberg, Dolberghino, Calabria, Calabria. Ma la Calabria! Locatelli, Bonaventura, Jack, che sì, ti... Rigore, rigore. Calcio di rigore. Vai che sì, tira, speriamo bene. Gol! Franco, Giampaolo, Christopher, che sì. Ottimo, 2-0 dopo 25 minuti. Antonelli, Biglia, che sì, Antonelli. Ancora Antonelli, Biglia, Biglia, Locatelli. Celapi. Eh beh, certo, solo per il cume. Antonelli, Locatelli, che fa anche rima. Certo. Calabria, Calabria, Calabrione, Calabrione, Buonaventura! Ma non ci credo. Che sfiga, oh. Che sfiga. Dai, un buon 2-0. Ancora. Ogni tanto crea che sporo. Porca miseria. Ma Dio Cristo. Oh, Dio mio. Dai, cazzo. E allora andiamo? No. Hola.
Ok, forse adesso ci siamo. Adesso non so se mi sentono. Poi adesso vado in vacanza, vincevo 2-0, cioè vaffanculo però. Che palle, oh. Mm, 22-26. Ok, mi sentono, perfetto. Se si va in vacanza, la vincevo 2-0, non ho voglia di rifarla, cioè, ma che domaroni però. Cristo de Dio. È vero, è vero. Ieri ha segnato Romagnoli, ogni tanto ho scritto che avevano sistemato, ma non mi sembra. Ma in vacanza, chiaramente finché non la vinco, vincevo 2-0, non voglio di coglioni. Che palle però. Vediamo. 4-4, sì, certo. Ma guarda che palle, oh, la vincevo tranquillo, guarda se facessi sta roba, Dio Cristo. Ecco, ste robe non le sopporto, cioè, ste robe le odio, quando vedono ste cose su Football Manager mi girano i maroni. Dai. Iniziamo 2-0 così come era veramente, dai cacchio. 0-0, Dio povero. Sapevo, io non ho voglia di rifarla. È che è successo che vincevo 2-0, è cresciuto tutto, sono andato in vacanza per far prima, ma il mio allenatore in secondo è talmente scarso che non riesce neanche a vincere. Possiamo gentilmente vincere, visto che era già vinta, porca troia! Grande Giove. Sì, va, lascia perdere. Ancora, ma no, va, basta, basta, basta. Oh, è sempre così. Non so se mai è capitato quando succede questo che vinci, poi non vinci più. Sì, Darkstar, sì, però mi sto nervosendo, cazzo. Sporo, guarda, se dovevo essere non può crashare una sconfitta, no? Crashano sempre le vittorie e poi non vinci più. Ancora. No, vabbè, cioè. No, la prossima la devo rigiocare io, cioè, ma volevo andare anche avanti. Mamma mia, ste robe mi fanno imbestialire, fio, mi fanno imbestialire ste robe. Non succede mai con una sconfitta, fatalità, mai, Dio Madonna. Aspetta che mi ha dato in seconda, è veramente forte. Sì, Michelotto. Dio. Pazzesco. Sto morendo, Dio Cristo, anch'io sto morendo. Grazie, grazie gioco. Dio. Dio Cristo, Dio Cristo, Dio Cristo, Dio Cristo. Darkstar, guarda, sto schizzando. Alleluia, 4. Oh, finalmente. Vediamo chi si è rotto, solo Romagnoli quanto? Va bene, dai, il prezzo da pagare. Guarda, non l'ho neanche leso, cioè, fanculo. Partita già vinta, tranquilla. Sì, beh, sicuramente. Ma no.
Sì, ma sì, era Messi, devo giocare. Sì, però che sparo, cioè. Cioè, spaventoso, cazzo. Mico tranquillo io, mi crasha. Pensa se mi crasha la finale di Champions. Ora che si è rotto, non crasha. Ok, buono. Vai, Api. Ho bisogno dell'Api, Api, compra tutto, Api. Api, pensaci tu. Viva Api, viva l'Api. Dai, vinceremo sicuro, adesso vedi perdiamo. Sì, ok, ma c'era scritto che hanno sistemato dei bug, dei crash dumps, robe così invece. Veramente ma anche tutti i giochi ormai sono buggati, cioè, all'inizio c'è poco da fare, solo che spendiamo soldi per il cazzo. Ok. Ok, Conti è ancora morto. Europa, però vediamo la classifica dell'Europa League perché non l'ho più cagata. Allora, non siamo ancora matematicamente qualificati e non siamo neanche ancora primi, chiaramente. Vai, dai. Allora lasciamo ancora Rodriguez riposare. Adesso devo Romagnoli morto. Mettiamo. Dobbiamo far fare un po' di partite a Zapata, se no non gioca mai. So che sto rischiando l'impossibile, lo so, però a sto punto proviamo Cutrone. L'altra volta non mi ha portato fortuna a fare questa cosa. Eh, però possibile, devo capire come giocano i miei. Ma no, ma vaffancuore. Fekir qua e Montolivo qua perché sì. De Donker lasciamo ancora riposare. Mettiamo Dolber Cutrone. Vai, salviamo sempre, visto i crash. Vai, Darkstar. Turnover massiccio. Lo so, Paul. Sì, Paul, sì. Vai, oggi ci sarà il gol di Cutrone, ragazzi, me lo sento. Vai. Voglio la vittoria, ma vaffanculo, Montolivo. Ragazzi, questa bisogna vincerla. Ecco, grazie, Darkstar. Vai, Michelotto per il portaborracce.
Beh, cerchiamo di vincere per la qualificazione anche per il primo posto. Vai Dolberg! Mamma mia, oh, piove, ogni tanto piove. Bene, bene, bene. Ma la Czech l'ho eliminata, mi sembra. Le Czech le Czech su Steam intendi? Come, cioè, devo fare il... ma così... intendi di vedere se ci sono degli errori, di scaricare delle cose, perché non vorrei che mi togliesse le foto, le robe, però così. Anche se in realtà non dovrebbe contare perché su documenti. Vai Dolberg. Calabria, Calabrione. Dolberg! Casper Dolberg. E un solo grido si alzerà, il fantasmino te lo ficca la la la, siamo forti, siamo belli, e Zap Zapata ha un cazzo a forma di tricheco, ale ale, ale ale, i morti cani, che gave, e arriva Loca 2-0, e quando Cutrone fa l'assist mi godo, la 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 la. E si lamenta della pioggia. Ciao Pussi, oh, quando c'è Pussi sono più tranquillo. È bello avere un po' di Pussi. Ai, ai, ai. Tanto l'Empo va in vantaggio con Iaspor 0 o M1. Montolivo, Riccardo Montolivo, vai Cutro che c'è il gol di Cutro dopo l'assist. E invece Dolberg, mamma mia. Adesso, a fine primo tempo togliamo Antonelli. Ok Ale Cadabra, se è così ti do un bacino sul nasino. Grazie Ale. Ok. Finisce un primo tempo beffardo. Continuate così. Tattiche. E mettiamo Rodriguez al posto di Antonelli. E basta, secondo dopo aspettiamo. Comunque Cutrone mi è piaciuto oggi. Locatelli. Casper, il fantasmino. Arca peccato. Vai Cutro, 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 personalità, Cutro. Fallaccio di Milko. Ok, Paul. Vai Rodriguez, Rodriguez per il Loca, voglio gol di Cutrone, l'ho promesso. Fakir, Biglia! Attenzione, rischio crash, se ne Biglia. Rischio crash dumps, gol di Biglia. Possiamo andare su controllo. Tattiche. Vediamo chi è più morto. Al posto di Locatelli mettiamo Jack, anche se non è propriamente il suo ruolo. Aspettiamo. Conferma. Fekir. Fallaccio, non fischiato. Attenzione, vai Cutro, vai Cutro, vai Cutro, vai Cutro, vai Cutro. Fa attenzione, bruttissimo, bruttissimo. E c'è forse anche il rosso per Kusionski. Ok, brutto fallo questo di figlio di Androcchia. Attenzione, l'avevo detto. Ah no, non so perché ti tirasse il Cutrone. Rodriguez appena entrato. E ancora errore, ma porco due. Quarto rigore sbagliato. Sì, Formula 1 appena posso lo faccio. Certo che ormai veramente il canale, ho visto anche Formula 1, ormai purtroppo c'è solo lo zoccolo duro che godo, però ormai proprio vedo che YouTube è crollato, cioè, incredibile. Perché là lo zoccolo duro c'è sempre quello che è pazzesco, cioè, nelle difficoltà che si vede un canale, lo zoccolo duro c'è sempre. Quanto me lo godo, uno degli uomini più controversi di tutti, eppure. Signori. Proviamo Borini, ragazzi, lo voglio provare. Centravanti che non lo fa neanche. Vai, Borini. Ma l'ho messo o no?
No, non è entrato, ma porca... È entrato o no? Beh. Sì, Darkstar. Entra Borini, Ale. Voglio il gol di Borini, ragazzi. Hashtag gol di Borini. Dai. Vai, hashtag gol. Se segna Borini viene giù tutto, Calabria, Calabria, Calabria. La perde come un pirlotto Calabria. Però dai, non ha fatto rimpiangere i conti per adesso. Bonni, spostami questi cazzo di equilibri. Sì, è vero, Paul, hai ragione. È pazzesco. Sì, ma è da tanto tempo che c'è il bug dei rigori. Mi ricordo con Ronaldo, 2 o 3 anni fa ne sbagliavo 4 Borini. Vai, hashtag Borini. Borini biondo. Cutrone! Cutrone, l'ho detto! L'ho detto, Cutrone! Patrick Cutrone! Il Cume non sbaglia. Molto bene. Sì, Darkstar, lo so. L'avevo detto, grande Federico. E grande anche Borini. Adesso vendiamo anche Borini appena possibile. Grande Cutro, grande, ottimo 4-0. Siamo qualificati. Adesso vediamo, forse basta un punto per il primo posto. Ragazzi, ma Cutrone l'ho preso già col Venezia l'altro anno. Grande Atalanta. Milan primo. No, siamo già primi. Perfetto. Very good. Quindi turnover ipermassiccio. Antonelli 3 giorni. Grande Calabria. La volta che Calabria ha fatto una buona partita. Ok, e soprattutto anche Cutrone che se lo merita. Grande Cutro. Cazzo è Cutro. Eccolo qua. Ok. Saliamo il primo gol di Cutro. Sì, Paul, assolutamente, Paul, assolutamente. Ragazzi, se qualcuno si prende Star Wars Battlefront per PC, giochiamo insieme, sto giocando tipo ogni giorno, sono già a livello 17, cazzo, in 2 giorni. Se qualcuno ce l'ha o se la vuole prendere, giochiamo insieme. Però eroi contro malvagi, che secondo me è l'unica modalità che è bella, per me. Ok. Sì. Ok. Buono, buono. Primo posto ottenuto, meglio di così, onestamente. Grande, Michelotta ha quel qualcosa che va un po' al di là del normale. Grande Michelotta. Donnarumma strano vince l'MVP. Lo so, ma so che non me ne frega niente, ma ti pare che vada a fare i clickbait, cioè non è giù, cioè non mi interessa, non è nel mio stile. Ok. Pero. Adesso facciamo una partita con l'Udinese e un'altra e poi mi riposo, raga. Quindi finiamo col Cagliari, proprio per Paul. Si finisce con il Cagliari di Paul. Speriamo nella... Dai, Fiorentina. Fiorentina, speriamo nella sconfitta della Juve. Non fa progressi, perfetto. Aumento gli utili, perfetto. Dai, vuol dire che la squadra sta andando bene. Ciao. Non voglio parlare. No, sempre no comment. Non mi interessa. Non mi interessa. Non parlo con voi. Merde.
Brava, brava, vedi apicella, api, ha detto meglio un cume così. La Juve pareggia, il crollo della Juve, e salvo. Ok. No, dei video su Star Wars vorrei provare a farle. Tanto, ragazzi, cioè, ma chi cazzo se ne frega. Merdecit. Ciao Riccardo Merletti, Axon, ciao Axon. Bisogna rosicchiare i punti alla Juve oggi, eh? Ok. Non ci credete mai? Mi è crashato YouTube, ecco bene. Udinese Milan, match fondamentale, fondamentale. Qua dobbiamo dimostrare di essere grandi. Ok. No, però bisogna Dolberg che in un bel momento Dolberg si deve lasciare. Ok. They don't care. No, they don't care, aspettiamo, poi lasciamolo ancora in panca. Perché stanno giocando bene. Abbiamo fiducia che sì. Fekir rimane, Locatelli. Ok, la squadra c'è. Salviamo. No, meglio risalviamo. Eh sì, Axon. sì, purtroppo è così, ragazzi. Romagnoli crea questo. Vedete che chiudo qua la televisione che vedere Caressa, non lo sopporto più, madonna. Quella merda umana, mi faccio simpatico una volta. Vai. Cuba in nazionale magari. Anche qua puoi fare sia club che nazionale, che è la cosa migliore. Mi aspetto la vittoria, ragazzi. Bisogna... Questa sono le partite da vincere. Vai alla Dacia Arena per staccare il biglietto per il Kumendalen. Che Kumendalen? Che cazzo so io di non so, però vabbè. Biglia. Dolberg, Casper. Non è fatto rigore, li sbagliamo, quindi meglio così. Dolberg, Fekir per il Loca ormai è inamovibile per il Kume. No, sbaglia, qua non ho visto Kimo, qualcuno ha sbagliato Musacchio. Che sì, Locatelli, un buon inizio, però bisogna subito segnare. Fekir. E sbaglia Fekir. Bonni, spostiamoli sti cazzo di equilibri. Dolberg vede Belotti, Andrea per il fantasmino. Il fantasmino Belotti, fuori di poco, peccato. Ammonito Bonni. Dai ragazzuoli, su, dai ragazzuoli. Andiamo di offensiva. Non riusciamo a trovare le Pertugio. Attenzione, Dolber, contusione per Dolber, porca miseria.
Vai, Andrea Silva, esce, fantasmino Dolberg. Ah sì, non mi ha copiato la serie, ah vabbè. È grave se copiano il cume. Locatelli. Silva. Belotti fuori gioco forse. No, non era fuori gioco, traversa scandalosa, peccato. Dai ragazzi, dai, dai. Stiamo buttando via una grande chance, eh? Dai. Fabrizio, così così, dai. Dai Fekir, il Fakiro. Rodrigo, De Paul. De Paul. De Paul, no, la beffa, bravissimo Rodriguez. Splendido Rodriguez, vede Silva 2 contro 1, 2 contro 1, 2 contro 1, 2 contro 1. Non ci credo. Ancora Rodriguez, errore stavolta. Attenzione a Balic. Ai ai ai, Perizza, gol, gol, gol. Donde donna. Vabbè, tanto, cioè, che posso dire? Grande Musacchio. I vanneggi sono solo miei. Niente, non riusciamo a trovare il pertuso oggi, sono molto preoccupato. Buona avventura per Fekir. E rischiamo anche De Don't Care per Locatelli. Vai. Attenzione, ai ai ai, gol, gol, gol. Cosa ha fatto Donna? Grande Damix. Dai, Feve, prego, Belotti, sbaglia tutto. Madonna, se non vinciamo questa è pesantissima, cazzo, dopo quel pareggio della Juve. È chiaro che non credo nello scudetto, però almeno dargli fastidio. Vai Belotti, vai Belo, vai Belo, vai Belo, vai Belo, 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 Silva! Boom, boom. Dai, bisogna tenere però. Bravo Belotti, Andre Silva la mette. Grande Francuzzo, Francuzzo per Silva. Il Minesso sembra essersi svegliato, sbloccato dopo il gol. Attenzione Calabria, perché sì, per Silva. Buonaventura! Fuori di poco. Grazie Ale Cadavra. Bonni, De Don't Care, Musacchio. Calabria, 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 Calabria. Calabria non stava facendo rimpiangere Conti per un momento. Il mago Silvan, sì, il mago Silvan. Bisogna tenerla però. Silva, bravissimo. Andrea per Belotti. Chiudiamola. Boom. Andrea Belotti. Silenzio. Dai, Fioi, dai. Dobbiamo continuare così. Balic, donna. Donna! Controllo. Balic, mamma mia, stiamo rischiando però. Attenzione, ancora donna. Mamma mia, quanto rischiamo adesso. Fallaccio di Berami, espulso. Fuori, fuori. Yes. E si gode, si gode, si gode. Calabria. Biglia. Silva. 3-0. Ma almeno qua il Milan gioca bene, che bello. Ali Adnan, Alfredson. Attenzione Rodriguez, Rodriguez. Ah, peccato. Attenzione Perizza, bruttissimo sterone della difesa, gol gol. Mamma mia che rolaccio di Perizza.
Periz ancora, il Milan sta un po' dormendo, però Viglia recupera Calabria. Francuzzo per Silva, Andre Silva che sì, Jack, Calabria, se lo merita fuori di poco, peccato. Vai Michelotto, scatenato Michelotto. Ok. Beh, cerchiamo di non prendere gol, che è importante non prendere gol. Attenzione a lì Adnan. Non prendiamole, quello detto. Di poco. Sì, di poco insomma. E si va a vincere, grandissimi. Veramente una grandissima prestazione. Dopo però un primo tempo deludente. Torniamo secondi a 3 punti dalla capolista. Si fa pesante il distacco accumulato dalle romane. E godo. Tanto salviamo, che mai salvano i secondi. La paura che facciamo l'ultima e poi ciao Mersiox, aie. C'è solo un Michelotto, c'è solo un Michelotto. Calabria, Roberto Carlo. Andre Silva, ale, Andre Silva, ale, Andre Silva, ale, Andre Silva, ale. Ok. Perfetto. Ok. Ciao. E adesso andiamo a fare l'ultimo match per oggi, il lunedì 4 dicembre, per il buon Paul Heyman, per il nostro Paul. Si chiude con Milan Cagliari. Pa 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 pa. Ah, Picella, vinci per noi. Dopo, quando riprenderemo la prossima volta, abbiamo il Konyaspor, facciamo un turnover per massiccio, mettiamo Kalinic e tutti, così anche Borini, così cerchiamo di vendere, insomma, appena possibile ste merde. Ah, è vero, no, lo scaricavo, vuol dire che perché ho ancora gli stemma vecchi, è vero, hai ragione. Antonelli, 3 settimane, quest'anno sto perdendo i terzini, cazzo. Ciao. Dai, fioi, dai. Ci sarà Paul, me lo immagino, Paul con un panino cotto e formaggio bello caldo, Coca-Cola, che si siede a guardare la partita con a fianco una donna non tanto bella ma porca. Questa è la vita di Paul, purtroppo, è così. E con la maglietta con scritto io sono Paul, il resto è solo merda, signori. Questa è la descrizione di Paul a San Siro per Milan Cagliari. Lo so, Romano, Laura Antonelli Lotta non ci voleva. Comunque i titoli delle dirette poi cambieranno anche. Ciao Giove, notte vecchio mio, e che adesso per l'inizio teniamo questo, poi in base a quello che faremo, insomma, cambieremo. Vediamo se la descrizione di Paul sarà esatta. Bene, la dirigenza investe, perfetto. Sono incazzati per sotto con la Juve, oh che sborro, cioè. Grande Paul. Non tanto, beh certo, sì, Paul è così, è una donna non tanto bella, ma porca. Che è quello che conta poi.
Avere una bella, avere un pezzo di legno, cioè meglio una meno bella, però brava a letto, ragazzi. Napoli 0, Udinese 1, Roma 3, Sampdoria 3. Se è così, ciao. Non mi ricordo già più i risultati, mi sembra 0-1, 3-3, mi pare. Vediamo se è così, vediamo. Ma proprio li ho azzeccati in pieno. La Roma piano piano risale la china. Il Napoli è sempre là. Dall'Udinese a 20, siamo 4 punti dalla zona Champions. Però siamo tutte là, un campionato avvincente, almeno nella realtà qua, perché nella realtà fa da cagare. E si va ragazzi, poi c'è anche il Sassuolo, qua sono tutti punti da fare ragazzi. Non commento, ho avuto opportunità. Ok. Dai ragazzi. Speriamo nel crollo a Genova che oggi credo ha perso, incredibile. Speriamo che nel gioco. Ecco, grande Michelotto. Sì, è più combattuto per gli altri, però. Che sfiga il Benevento, Poretti, mamma mia. Attenzione, la Juve vince 1-2, peccato, vince anche l'Inter. Non possiamo fallire il match alla Poleyman Arena. Vediamo Paul adesso, sono curioso di vederlo Paul. Povero mio, a me quasi da ridere vedere la mia squadra. Sai già come finisce le partite, cazzo. Non lo so, spero che sia contato da tanto. Allora, Silva deve giocare dopo la grandissima prestazione. Silva Velotti. Il resto sembra in forma, sì. Conti può andare in panchina. Perfetto, già passato, ma bravo, bravi fisioterapisti. Cialanoglu ormai è morto, lo sappiamo. Vedo un Kerr finora bene, però insomma deve ancora crescere. Si vede che è appena arrivato, 6,94 di media. Per il resto la squadra vai con Paul Heyman in tribuna. Vediamo cosa combiniamo. Attenzione. Primi commenti da Paul dalla tribuna. Oh, sto panino mi fa da cagare. Antonelli, morto. Heyman si arrabbia per un panino guasto. Ecco. Vai ragazzi, eccolo qua Paul, l'ho visto, se lo faccio vedere. Ciao Gianni Palmieri. Eccolo qua Paul, eccolo qua. Qua c'è Paul, in questa zona del campo. Ecco Paul. Il resto è solo noia. Ok. Vai. Vai raga, portiamo a casa altri 3 punti. Non mi aspettavo sta stagione per il momento. Speriamo di non pagare nella seconda parte perché ho cominciato con i preliminari molto presto. Il mondo è pavoloso con Pavoletti, è un mondo pavoloso. 21 minuti, niente di niente. E poi continua nel suo mangiare i panini insieme a questa fidanzata, non bella ma porca. Simpatica ma poco istruita. Guarda Paul con la mano, guardate Paul, eccolo qua, Paul che tende la mano. Paul tende la mano, signori, eccolo qua. Paul tende la mano proprio qua. Proprio 40 minuti di noia. Ai, ai, ai. Primo tempo emozionante.
Paul praticamente sta dormendo. Avevamo sti primi tempi che li sbagliamo tante volte, l'approccio sbagliato. No, beh, non faccio cambi, dai. Dai, andiamo. Dai ragazzi, dai. Non riusciamo a staccare il biglietto per il secondo posto. Ammonito Rodriguez. No, Api, ti prego, non dirmi così, Api, non dirlo. Digli ammonito tattiche. Entra il fantasmino. Esce Silva. E facciamo entrare anche Bonaventura per Fekir. Bonaventura a volte fa le scosse, non sempre, però a volte. Vediamo se riesco a indovinare i cambi anche stavolta. Domando di più. Ultimo cambio, ultimo cambio. Entra di Don't Care, esce Billy ammonito. Vai raga. Donnarumma. Mancano 15 minuti più. Belotti. Belotti show, silenzio, Dolber, fantasmino. Bonaventura. E il Cube azzecca il cambio! Jack Bonaventura 1-0. Grandissimo Kuma, grandissimo che la azzecca sempre. E Paul in silenzio, Paul è in silenzio. Paul è in ginocchio, Paul crolla. Però manca ancora 5 minuti. Attenzione, brutto gesto di Paul. Primo striscione contro il Cume. Io sono Paul, tu sei solo una merda. Ecco, questo è Paul, signori. Paul si è riscattato così, attenzione, Cepitelli. Sappiamo che Cepitelli è finita. Aia, brutto questo. Ma è proprio è stato Paul. Mamma mia, Donnarumma, cosa ha preso? Il Cume risponde a Paul intanto mentre c'è la partita. Lazovic, fuori gioco. Il Cume fa con il ditino così. No. Paul ha capito l'ho sbagliato, attenzione, Paul piange, le lacrime di Paul. Lancia il panino a Carli. Attenzione, no, manca ancora 10 secondi, cazzo, cosa gli devo fare? No, ai, mamma mia. Grande Gigio, faccio standing ovation a Gigio, vittoria pesantissima, Fioi. Vittoria pesante come un film di Fassbinder o come il culo della Bindi. No, aspetta, ho sbagliato. Bisogna dare il saluto a Donnarumma, sto bravo. Allora, Gigio. Ok. Adesso salviamo e andiamo. Ragazzi, è stato un piacere, ci siamo divertiti troppo, siamo qualificati al primo posto in Europa League e, sì, ciao. E in campionato stiamo veramente, per il momento siamo in piena lotta Champions League e se continuiamo così con una difesa solida, un attacco che comunque segna, possiamo arrivarci in Champions. Raga, un saluto a tutti, vi ringrazio, spero di portare vi ringrazio a tutti, saluto a Paul, mando ancora un abbraccio che mi tocca un po' di problemi, grazie a Api per l'ennesima donazione, grazie a Darkstar, a tutti, Michelotto, siete tutti meravigliosi e niente, un abbraccio dal Cume e un saluto alla prossima live o video, questo ancora non lo so, ciao!